benvenuti, oggi è domenica 28 maggio 2023. Il sole sorge alle 5:42 e tramonta alle 20:12. La luna si leva alle 4:27 e cala alle 18:28. Il santo del giorno è Emilio. Il nome Emilio ha origine latina e significa cortese. Il suo numero fortunato è l'8, il colore è il blu, la pietra è il lapislazzuli, il metallo l'argento. Oggi vi parleremo di un consiglio tipico dei nostri nonni, che però è diventato un po' obsoleto. Si consiglia di piantare pomodori nel mese di maggio, ma al calare della luna, per avere un raccolto abbondante. Solo che vi immaginate stare fuori la notte sperando che la luna sia abbastanza calata? Bene, non vi preoccupate, soprattutto perché oggi possiamo trovare i pomodori al supermercato a qualsiasi ora del giorno e della notte, senza dover attendere la luna giusta. Beh, si fa per dire, insomma, non prendetemi alla lettera e ricordatevi di controllare l'orario di chiusura. Oggi Patch Adams compie 78 anni. È un medico e attivista statunitense famoso per aver ideato la clown terapia. Raggruppa volontari provenienti da tutto il mondo e insieme vanno negli ospedali travestiti da clown, con l'obiettivo di far divertire gli orfani e gli ammalati. Lo conosciamo soprattutto grazie all'interpretazione di Robbie Williams nel film che porta il suo nome. Kylie Minogue compie 53 anni. È una cantante australiana con oltre 30 anni di carriera e il suo brano di maggior successo è Can't Get You Out of My Head nel 2001. L'album che lo contiene ha venduto circa 12 milioni di copie. Infine, Eleanor Casalegno festeggia il suo 47esimo compleanno. Lei è una conduttrice televisiva, attrice ed ex modella, diventata famosa per la sua relazione con Vittorio Sgarbi. Ha presentato la trasmissione sportiva Pressing al fianco di Raimondo Vianello e ha condotto Scherzi a parte. A Brescia, durante una manifestazione contro il terrorismo neofascista in Piazza della Loggia, mentre i manifestanti si radunavano, una bomba fu nascosta in un cestino porta-rifiuti e fatta esplodere alle 10:12 del mattino. L'esplosione provocò la morte di 8 persone e il ferimento di un centinaio. Dopo molti anni di indagini, depistaggi e processi, fu possibile riconoscere i colpevoli del vile attentato del 28 maggio 1974. Il consiglio di oggi ha a che fare con il caffè. Infatti, quando il pacco è quasi finito, c'è un sistema per evitare di sprecare gli ultimi granelli. Infatti basta strofinare per qualche secondo con entrambe le mani la confezione già svuotata, con l'apertura all'insù. Vedrete che subito dopo il caffè rimasto attaccato all'alluminio scivolerà giù, che è una meraviglia. È il momento di scoprire cosa riservano gli astri con i consigli dell'oroscopo di Marco Amato. Buona domenica ai 12. Ariete. La giornata oggi prevede una forte azione marziana, anche se domenica è un giorno dedicato al riposo, sarete iperattivi come non mai e morirete dalla voglia di riordinare casa, famiglia, amori, amicizie e di capitanare la giornata. Toro. La giornata di oggi ha una bellissima luna di trigono e forse avete trovato la chiave di volta che vi permette di dare il via a tutti i vostri progetti, di riprendere il dialogo affettivo e di passare anche una domenica stuzzicante. Gemelli, la giornata di oggi con la quadratura della luna non vi aiuta a voler uscire di nuovo dal guscio. Avete dato abbastanza questa settimana, quindi non è un peccato se oggi vi concentrerete su voi stessi. Venere, peraltro, non vi fa mancare l'amore tra le pareti domestiche. Leone, una giornata che prevede una forte presa di posizione da parte vostra. Oggi, se non vi va di fare qualcosa, bene, non fatela, anche perché l'opposizione di Plutone e la quadratura di Giove farebbero saltare un po' alcuni programmi che sentivate un po' schiaccianti come dei doveri. Non sarà un male se ve ne liberate. Vergine, la giornata con una luna stupenda, trigono Giove e Mercurio sembra portarvi lontano, farvi partire, magari nella mano con una persona. È un bellissimo cielo, sfruttatelo e rimandate a lunedì i pensieri lavorativi. Bilancia, giornata che prevede un forte sentimentalismo e con la bella Venere che sta quasi per cambiare idea, ecco, forse vorrei, non vorrei, ma se vuoi, chissà. Scorpione, giornata che vede ancora l'appoggio di Venere e anche quello della Luna, tornata di nuova amica, oggi belle notizie in amore, arriva un invito, accettatelo e fatevi belle, anche se
non siete proprio dell'umore giusto, ma mettete una delle vostre migliori mise e siate creativi e acuti come sempre. Sagittario, Marte ancora vi chiede di essere attivi, vigili ed iperattivi e oggi passerete una domenica all'insegna dell'attività, che sia un'escursione fuori, che sia un lavoro alternativo, un hobby. Concentratevi su quello, oggi avete bisogno di stancarvi e poi di dedicarvi alla passione. Capricorno, una giornata che ancora è sostenuta dalla Luna. Potrebbe essere la giornata giusta per passarla in famiglia e tra gli affetti, ma sicuramente più sicuri e rincuorati delle vostre posizioni, condizioni, ma quello che più conta del vostro patrimonio affettivo. Acquario, una giornata che potrebbe prevedere una gradevole sorpresa, soprattutto perché meccanicamente riuscirete a risolvere un problema che riguarda la casa o qualche cosa che si è rotta. Ovvierete a delle situazioni e finalmente potreste raggiungere un desiderio che da tempo coltivate. Pesci, i vostri desideri oggi sembrano ostacolati dal raziocinio, sembrate dover rimandare alcune cose che volevate fare, però avrete il sostegno del partner e soprattutto la sicurezza degli affetti. Oggi in ogni caso è una giornata in cui non conviene rimanere a casa. Quella volta gli spettatori hanno vissuto un'emozione unica, infatti un post partita che ha fatto alzare gli ascolti più della partita stessa. Ripercorriamo insieme quel 28 maggio 2017, quando Francesco Totti, il pupone amato dai suoi tifosi, ha dato l'addio al calcio. Dopo una carriera lunga 25 anni, con uno scudetto e un campionato del mondo conquistati con la nazionale, quel giorno Totti ha scritto il suo nome nella leggenda del calcio. Oggi vogliamo parlarvi di un'espressione che ha a che fare con i nostri amici a quattro zampe. To bark up the wrong tree. In pratica, questo modo di dire deriva dal comportamento di un cane che, mentre cerca di inseguire un altro animale, comincia ad abbaiare verso un albero dove l'altro animale in realtà non si trova. Il cane sta letteralmente abbaiando all'albero sbagliato. Significa che stiamo accusando o criticando la persona sbagliata. Insomma, potremmo tradurlo con essere fuori strada o prendere un granchio o un abbaglio. Non sapete cosa guardare in TV stasera? Bene, non preoccupatevi, ho selezionato per voi i programmi da non perdere. Oggi parleremo di un'icona della musica rock e soul inglese, Joe Cocker, il cane pazzo della musica. Nonostante i suoi problemi fisici e mentali causati dall'abuso di alcol e droghe, Joe ha saputo portare al successo canzoni di grandi artisti come i Beatles, con la sua interpretazione indimenticabile di Come Together. Ma non solo, il nostro zucchero Fornaciari gli ha dedicato una canzone, Nuovo meraviglioso amico. Ma purtroppo la sua vita si è conclusa in modo prematuro. Nel 2014 Joe muore in un ranch nel Colorado, accanto alla donna che l'ha amato per 30 anni, Pam Baker. Ci salutiamo con la frase del giorno. Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiare se stesso. E con questo si conclude la puntata di oggi. Ci vediamo domani con l'Almanacco. Un bacio e buona giornata dalla vostra Naomi.